Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. 31 anni fa la strage di Capaci a Palermo, una lunga giornata di commemorazioni snodatasi tra l'aula bunker e i cortei giunti nel pomeriggio in via Notarbartolo. Momenti di tensione tra alcuni studenti e la polizia. Il ministro Piantedosi, con l'arresto di Messina Denaro, si è chiusa una pagina, ma la lotta a Cosa Nostra continua. Maria Falcone stop alle polemiche sull'antimafia. Non chiamiamole passerelle, le istituzioni devono esserci. I cristalli della droga, 12 ordinanze per lo spaccio di crack e altri stupefacenti, sgominate 2 organizzazioni nel Palermitano. Ad Agrigento, maxi sequestro di cocaina camuffata con il caffè. Il grido d'aiuto degli agricoltori catanesi alle prese con maltempo e cenere vulcanica. Le organizzazioni di settore chiedono lo stato di calamità naturale. Calcio, il Catania pianifica il suo futuro tra i professionisti. Il vicepresidente Grella conferma la fiducia al DS Laneri e parla del budget per il prossimo campionato e della scelta del nuovo allenatore. Dall'aula bunker del Lucciardone alla Stele di Capaci, dal Museo delle Vittime all'Albero Falcone in via Notarbartolo. 31 anni dopo, la giornata di commemorazione per la strage di Capaci rinnova il suo itinerario della memoria. A Palermo per noi c'era il nostro inviato Natale Bruno. Sono le 17:58 e all'Albero Falcone in via Notarbartolo Palermo si ammutolisce. Un trombettista intona il silenzio, qualcuno grida «Fuori la mafia dallo Stato». Qui, in questo palazzone attorniato da una folla di gente comune, viveva Giovanni Falcone con la moglie Francesca Morvillo. Sino a 31 anni fa. Tanti ne sono passati dall'eccidio di Capaci e la città non ha dimenticato. Non hanno dimenticato i palermitani di mezza età, non dimenticheranno i giovani delle scuole, gli studenti che Falcone e Borsellino li hanno studiati sui libri di storia. Oggi è il giorno del ricordo e in questa via divenuta un simbolo di Palermo da più parti della città in tanti si sono dati appuntamento. Studenti e professori, rappresentanza delle scuole. All'angolo della strada quest'anno c'è pure un maxi schermo per permettere a tutti di seguire i momenti più toccanti della commemorazione. 2 minuti prima delle 18, lo stesso orario in cui sull'autostrada per Punta Raisi avveniva 31 anni fa l'attentatuni ordinato dai corleonesi di Totò Riina. Tra i giovani di ogni età ci sono pure gli 80 baby sindaci giunti da tutta Italia. 2 i cortei, il primo organizzato dalla Fondazione Falcone e il secondo formato da studenti, si sono snodati lungo le vie cittadine, ingrossandosi passo dopo passo nel tragitto che porta in via Notarbartolo. Qualche momento di tensione si è registrato tra alcuni manifestanti e la polizia per delle distanze non rispettate. La mattinata del 23 maggio del 2023 è stato un susseguirsi di appuntamenti da Capaci a Palazzo Jung, che ospiterà il museo di tutte le vittime della mafia. Poi nello spazio antistante l'aula bunker del carcere del Lucciardone, simbolo per antonomasia della legalità, nel quale la mafia fu inchiodata dalle inchieste di Falcone e Borsellino, le autorità si sono susseguite per raccontare emozioni e ricordi. Assenti giustificati il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha inviato un messaggio ricordando che la mafia è un cancro e va combattuta perché non è invincibile, e il Premier Giorgia Meloni, che ha rivolto a Palermo il suo pensiero contro la mafia, avanti con impegno instancabile. Sul palco Maria Falcone, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ma anche gli investigatori che a Cosa Nostra hanno assestato un durissimo colpo, come i ROS dei Carabinieri che il 16 gennaio scorso hanno assicurato alla giustizia il boss Matteo Messina Denaro. Tutti uniti dal ricordo di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, dei 3 agenti massacrati a Capaci, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Altro momento toccante è stata la visita alla caserma Lungaro, durante la quale il ministro Piantedosi e i vertici della polizia hanno visitato il giardino dove sono stati posizionati i resti della Quarto Savona 15, l'auto che precedeva quella di Falcone, il giorno dell'attentatuni di Capaci. E a Palermo c'era anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che ha parlato di lotta alla mafia e delle nuove strategie per combatterla. Sentiamo.
L'arresto di Matteo Messina Denaro, l'abbiamo detto in tutte le circostanze, significa la chiusura di una pagina, ma una pagina che si gira e quindi ne comincia un'altra storia, quindi è stata la chiusura di una pagina della nostra storia molto importante dal punto di vista negativo, quindi la mafia stragista, l'abbiamo detto, quindi una fase storica in cui la mafia uccideva, colpiva i valori fondamentali della società civile, faceva delle vittime importanti, questi servitori dello Stato che hanno lanciato il loro messaggio alle generazioni future. Adesso la battaglia prosegue perché anche la mafia si è evoluta, ha cambiato il suo modo di agire e quindi l'importanza del ruolo dello Stato e delle istituzioni dello Stato e della Repubblica sono quelle di adattarsi anche a questo mutare della mafia e non retrocedere. Come disse Falcone, la mafia è un fenomeno umano e quindi come tale è destinato a finire, però fino a che ci sarà l'ultimo granello di presenza, lo Stato ci metterà l'ultima goccia di sudore per combatterlo. Proprio dall'insegnamento di personalità come Falcone abbiamo imparato negli anni, i nostri investigatori, a inseguire i soldi, quindi a seguire i percorsi economici criminali che insomma interessano la mafia, a preservare i circuiti legali delle istituzioni, quindi anche gli interessi che le organizzazioni mafiose manifestano da più parti, insomma, su quelli che sono appunto l'infiltrazione anche delle istituzioni. Credo che se è un fenomeno che deve ancora preoccupare, ma deve rassicurare i cittadini il fatto che credo che il nostro Paese da tempo manifesta la capacità di intercettare e quindi in qualche modo di contrastare anche questo modo più insidioso di agire della mafia. E sentiamo invece adesso Maria Falcone, sorella del magistrato ucciso, che stoppa la polemica sulle passerelle antimafia. Le istituzioni, ha detto, devono esserci, bisogna dialogare con loro. È chiaro che quando si fa una manifestazione che tende come ogni anno a essere la conclusione di un percorso educativo, è chiaro che le istituzioni devono essere presenti, perché sono le istituzioni con le quali dobbiamo colloquiare per avere le possibilità di cambiamento. Non mi interessa a quale partito appartengono. In 30 anni abbiamo visto passerelle di tutti i colori, ma non le chiamerei passerelle, le chiamerei presenza delle istituzioni. Devo dire che quella di oggi è soltanto la posa di una prima pietra di quello che sarà, spero a fine ottobre, il Museo della Memoria. È importantissimo che innanzitutto questo bene così bello e trascurato sia di nuovo ridato alla città, che in questi luoghi i ragazzi possano trovare la memoria ma anche la voglia del cambiamento e la voglia di lavorare per far meglio la nostra Sicilia. Ieri Tina Montinaro ha detto sì, ok, è stato preso Messina Denaro, però bisogna dire ai ragazzi che la mafia non è sconfitta. Beh, io credo sempre che con l'arresto di Messina Denaro si è chiuso un cerchio, cioè si è finalmente messo al 41 bis l'ultimo dei sanguinari di Cosa Nostra, quelli che sono stati responsabili delle stragi del 92 e del 93, di cui spesso non si parla, ma che sono stati fondamentali nella storia del nostro Paese. Credo comunque che, come dice Tina, certo la giustizia deve continuare ad andare avanti e scoprire se c'era qualcosa dietro la mafia. E anche Catania ha ricordato questo 23 maggio con diverse iniziative nelle scuole, soprattutto in quelle più a rischio, dove diffondere il senso di legalità e rispetto è un'urgenza quotidiana. Siamo andati alla città dei ragazzi nel quartiere San Cristoforo. Eva Spampinato. La musica, la natura, la legalità e il rispetto del prossimo. Eccoli gli elementi che oggi i giovani della città dei ragazzi sono invitati a recepire, perché raccogliere l'eredità di Falcone e Borsellino, essere costruttori di legalità non è solo importante, ma è possibile anche in un quartiere come quello di San Cristoforo a Catania, dove questa mattina si è svolto uno degli appuntamenti di Capaci di Crescere, iniziativa partita 9 anni fa da un altro quartiere difficile di Catania, Librino, e adesso è arrivata in tutta Italia. Si è gemmata un po' come gli alberi Falcone
italiane che continuano a crescere in tutta Italia, e oggi è un cartellone di 21 occasioni da Trieste fino alla Sicilia, in cui le organizzazioni decidono di incontrare i ragazzi insieme ai testimonial di legalità e costruire la lotta alle mafie, e parte proprio tutto da posti come questo. La legalità per noi è un tema fondamentale e partiamo con i ragazzi che accogliamo alla città dei ragazzi, appunto dalle piccole cose, quindi dall'educazione alimentare, all'educazione ambientale, e a rispettare soprattutto le regole, gli altri e gli spazi che viviamo insieme. Presenti all'iniziativa gli studenti dell'Istituto Livio Tempesta, dell'Eris, dell'Osservatorio numero 9 per la dispersione scolastica e dell'Istituto Cesare Battisti. Questi ultimi, dopo aver piantato l'ulivo della pace, sono saliti sul palco per un concerto strumentale. La legalità è stata declinata stamattina in tutti i modi, in tutte le modalità, perché i ragazzi possano recepire messaggi di pace, di solidarietà e soprattutto di legalità. Ho detto ai ragazzi, se dovete vivere la legalità, cominciate dalle piccole cose. Indossiamolo questo casco, mettiamoci le cinture, rispettiamo gli altri sulle strisce pedonali, rispettiamo gli altri perché noi vogliamo rispetto per noi stessi. Ma questo pomeriggio Catania ha ricordato la strage anche con la marcia contro la mafia che ha attraversato la città, giungendo fino a Palazzo di Giustizia, dove si è rivista l'installazione artistica realizzata sulla scalinata dagli studenti del Liceo Artistico Emilio Greco in collaborazione con l'Associazione Nazionale Magistrati. Sognare un futuro libero dalla mafia è lo slogan che ha accompagnato l'affollato corteo snodatosi lungo le vie del centro. Chiara Colosimo è stata eletta nuovo presidente della Commissione Antimafia. I parlamentari dell'opposizione sono usciti dall'aula prima del voto in segno di protesta dopo che il centrodestra ha deciso di sostenere la propria candidata. Colosimo è stata eletta con 29 voti, quelli della maggioranza. Dopo l'elezione la Presidente ha voluto fugare ogni sospetto sulla sua presunta vicinanza con l'ex terrorista Denar Luigi Ciavardini. Ho semplicemente espletato nelle mie funzioni di consigliere regionale, ha detto, quello che mi era concesso e che era anche dovuto, e cioè incontrare persone che sono state o sono attualmente detenute. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Ed eccoci di nuovo in studio. Un cinquantenne è stato ferito con diversi colpi di arma da taglio all'addome nella zona dei cantieri navali a Palermo. L'uomo è ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale Villa Sofia, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Secondo una prima ipotesi investigativa, il ferimento potrebbe essere collegato ad una lite scatenata da un apprezzamento di troppo. L'aggressore sarebbe stato già fermato dalla polizia. Marijuana e crack, la droga veniva venduta anche a rate o a credito, ma chi non saldava i debiti subiva pesanti pestaggi. 2 organizzazioni sgominate da carabinieri e polizia nel palermitano. Maglio Viola. L'hanno chiamata Operazione Cristallo perché di cristalli spesso si parla in gergo per indicare le nuove droghe sintetiche. E dello spaccio del pericolosissimo crack si occupava l'organizzazione criminale sgominata dai carabinieri di Palermo in un'operazione fra Casteldaccia, luogo di vacanze e villeggiatura, e il capoluogo. 12 sono i destinatari di ordini di custodia cautelare, 3 persone sono finite in carcere, 5 ai domiciliari, 4 hanno l'obbligo di dimora con permanenza domiciliare notturna e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ma altre 4 persone sono indagate a piede libero. Grazie alle indagini scattate tra novembre del 2021 e maggio del 2022 è stata scoperta una base di spaccio a Casteldaccia dove veniva venduta a decine di clienti anche dei comuni dell'Interland hashish, marijuana, cocaina e soprattutto appunto crack. Gli indagati avrebbero acquistato la droga a Palermo per poi venderla dalle proprie abitazioni agli assuntori. In alcuni casi avrebbero venduto grossi stock di stupefacente anche all'ingrosso, persino a rate. Agli acquirenti noti infatti veniva fatto credito, ma chi non pagava poi era destinatario di intimidazioni e violenze. Sono state sequestrate durante le indagini quasi 5 kg di marijuana, 2 kg di hashish, 700 grammi di cocaina purissima e 9.000 euro. Sequestrato anche il libro mastro dell'organizzazione. Sempre oggi a Palermo è scattata anche una seconda operazione antidroga condotta però dalla polizia nel quartiere Brancaccio. 17 gli indagati, 11 le persone arrestate. Anche in questo caso gli investigatori hanno riscontrato violenza per il recupero crediti, ricostruito il pestaggio avvenuto a Carini nei confronti di un componente dell'organizzazione per riscuotere i soldi dovuti. L'uomo picchiato con una cazzottiera davanti anche ad un bambino.
Restiamo in tema, la polizia agrigentina ha arrestato un corriere della cocaina, sequestrati 30 kg di polvere bianca che veniva ben camuffata. Ci dice tutto Davide Sardo. Maxi sequestro di cocaina purissima ad Agrigento. La squadra mobile, capitanata da Giovanni Minardi con l'ausilio delle volanti, ha arrestato un corriere, Giuseppe Neri, 42 anni, di Realmonte, che trasportava in auto ben 30 kg di polvere bianca che, venduti al dettaglio, avrebbe fruttato 10 milioni di euro. Si tratta del più grosso sequestro di cocaina effettuato in provincia di Agrigento. Il blitz è scattato nella notte nei pressi del centro cittadino. Il corriere era a bordo di un'auto e la droga era nascosta in alcune scatole nel portabagagli. Lo stupefacente, che in un primo momento sembrava hashish, era peraltro ricoperto da caffè e oleato con del detersivo per evitare l'eventuale fiuto dei cani. Il corriere è stato arrestato e adesso si trova in carcere in attesa della convalida del provvedimento. A mia memoria è il più grosso sequestro di cocaina mai avvenuto ad Agrigento, sia per quantità sia per importo investito in questa sostanza stupefacente. Intanto lasciatemi dire che sono contento il 23 maggio di essere qui in questura ad Agrigento, perché forse è il modo migliore per commemorare la strage di Capaci, che ha visto la morte di 2 magistrati e 3 appartenenti alle forze di polizia. Dopodiché un plauso va al lavoro della questura di Agrigento e alle sue articolazioni della squadra mobile e delle sezioni volanti, perché dietro questo sequestro e questo arresto c'è un lavoro di notti, di giorni sulla strada, di intuizioni investigative, di stralci di informazioni, di elaborazioni, di conoscenza del territorio e di persone, che oggi ha portato a questo risultato che possiamo definire comunque storico. La provincia di Agrigento dunque si riscopre mercato florido per il traffico di stupefacenti. Appena 11 mesi fa nell'isola di Lampedusa furono sequestrati 24 kg di cocaina nascosti in casa di un soggetto che si trovava ai domiciliari. Su WhatsApp avrebbe minacciato di compiere una strage sparando con un Kalashnikov e causando morti tra italiani e tedeschi in alcuni negozi di Kolv, una città della Germania dove risiedeva. È l'accusa contestata ad un 36enne arrestato dai carabinieri di Catania nel suo paese d'origine, Mirabella in Baccheri, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità tedesche. L'indagato è stato condotto nel carcere di Caltagirone. Ciclone africano e cenere dell'Etna, è stato un fine settimana da incubo per gli agricoltori catanesi. Siamo andati a vedere la situazione nella piana di Catania. Tonino De Mano. Splende il sole sulla piana di Catania e si contano i danni del devastante ciclone africano a cui, come se non bastasse, si è aggiunta la sabbia vulcanica dell'Etna caduta copiosa nel catanese. È stato un fine settimana da incubo per gli agricoltori siciliani che dalla siccità sono passati all'abbondante pioggia fuori stagione che ha compromesso le colture primaverili, ma anche cereali, legumi e grano. Chiesta con urgenza una riunione con le organizzazioni di categoria per lo stato di calamità. Noi vogliamo che venga riconosciuto immediatamente lo stato di calamità per i nostri territori, in modo che il governo e la regione possano dare sussidio, possano dare un aiuto alla nostra agricoltura. Senza di questo, ahimè, penso che sia veramente difficile che in questo territorio si possa continuare a fare agricoltura. Da Giarre ad Adrano, passando per il Calatino e la piana di Catania, è un susseguirsi di richieste di aiuto con decine di imprese, piccole e medie, che denunciano consistenti danni per il maltempo. Non solo pioggia, il vento, spirato da oltre 100 km/h, ha fatto il resto, scoperchiando serre, sradicando alberi, facendo cadere frutti come questi agrumi staccati dalle piante e depositati per terra. Compromesso il raccolto del grano, siamo in contrada Sigona, in territorio di Lentini, e questo è lo sfogo di un produttore. Queste piogge tardive hanno consentito a tutte le erbacce di riprendere e prendere il sopravvento, quindi adesso per terbiare dovremmo aspettare che si seccano le erbacce, cosa che avverrà a settembre, quindi se trebbieremo e verrà un ammasso di un impasto tra verde e grano, quindi avremo un calo di qualità notevolissimo. Quella parte nera cos'è? Quella è veccia bruciata, ammuffita dalla troppa pioggia, veccia da granella, viene utilizzata per foraggio per animali. Cenere lavica che si è depositata invece sulle piante. Guardate questa coltivazione di zucchine ad Adrano che insieme a Biancavilla è stata la più colpita dalla coltre nera sprigionata dall'eruzione dell'Etna. Anche alle pendici del vulcano è in corso la conta dei danni, ma da queste parti al peggio non c'è mai fine. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva.
Ed eccoci al calcio, ritornato tra i professionisti, il Catania comincia a pianificare la nuova stagione. Tutto ruota attorno al budget che la proprietà metterà a disposizione della dirigenza rossaazzurra. Del futuro del club ha parlato a Corner il vicepresidente Grella. Sentiamo Angelo Gagliano. Rientrato a tempo record nel calcio professionistico, il Catania già programma la prossima stagione. Il nodo cruciale per la dirigenza rossaazzurra, come conferma il vicepresidente del club Vincenzo Grella a Corner, è il budget che la proprietà metterà a disposizione del settore sportivo. Il primo passo è la conferma di un budget per poi programmare bene il lavoro. A inizio giugno la trasformazione dell'attuale SSD in società di capitali. È prevista per la prima settimana di giugno, non ci dovrebbe essere il presidente in Italia, ma ho pieni poteri per fare questa trasformazione. Grella conferma fiducia incondizionata al direttore sportivo Antonello Laneri anche per la prossima stagione. Sa bene quello che noi vogliamo fare. Mi fido di suo buonsenso, è un uomo serio, ha tutte le caratteristiche per proseguire questo progetto con me. Capitolo allenatore, non è un segreto che la società stia valutando diversi profili. Noi stiamo cercando un allenatore che fa un calcio aggressivo, propositivo e che ha voglia di fare qualcosa di speciale con il Catania. È una grande responsabilità che ho preso e quando lo prenderò devo essere sicuro che ho dato in mano la guida tecnica della società alla persona che credo ci porterà a successo. E discorsi aperti anche sulla rosa per la prossima stagione. Insieme a Antonello facciamo più volte dei ragionamenti su chi è più adatto, chi è meno adatto, chi forse ha avuto meno spazio, però comunque ha certe caratteristiche che possono servire a noi. L'iscrizione al campionato di Serie C 2023-24, lo ricordiamo, va perfezionata entro il 22 giugno. Finisce qui questa edizione, grazie per averci seguito, a tutti una buona serata.